faccio un altro tipo di ragionamento, dico, per quanto riguarda il referendum. Allora, io sono coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Noi ci stiamo mobilitando per fare in modo che sul referendum costituzionale, che è una porcheria, noi voteremo contro, in no, e la faremo vedere noi al governo Renzi se gli italiani vogliono o non vogliono questa modifica costituzionale, che è una porcheria. Voteremo no, anche perché Renzi ha detto che se perde va a casa e finalmente torneremo a votare, permettendo ai cittadini italiani di eleggersi democraticamente a un governo, non come è successo finora con Renzi, con Letta e con Monti, che hanno preso il sopravvento nel nostro paese senza essere legittimati dal voto popolare. Per quanto riguarda il referendum sull'autonomia, da coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, noi ci stiamo mobilitando per votare convintamente sì, perché siamo convinti che in un contesto di unità nazionale l'autonomia per il Veneto debba essere conseguita. Non si va a contrattare con il governo centralista qualcosa se non si ha la forza dell'esito di un'espressione popolare, quindi dovranno andare a votare tutti, votare sì per l'autonomia, e con questo risultato forte popolare poi si andrà a mettere i piedi sul tavolo a Roma pretendendo che venga data l'autonomia che i veneti si meritano.